te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde. Noi uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo i cuori. Salva e esalta nella tua fede, o grande Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta e i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa periti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Onore ai caduti in mare, onore ai marinai del Segesta. Bene, vi ringraziamo ancora per essere intervenuti, possiamo sciogliere l'assemblea e ci rivediamo il prossimo anno per il 14° anniversario, per non dimenticare. Sono passati 13 anni da quel terribile 15 gennaio del 2007 e anche quest'anno abbiamo voluto ricordare i 4 marinai del Segesta periti in quella tragica collisione. Io desidero ringraziare tutti i presenti questa sera, diverse autorità, i parenti e tantissimi amici e colleghi che a distanza di 13 anni mantengono inalterato e con ricordi veramente emozionanti la memoria di questi nostri colleghi. Questi nostri colleghi, che ricordo, facevano parte di un equipaggio di 6 persone e 4 di loro persero la vita nella plancia del Segesta, che è stata squarciata dalla motonave Susan Borchardt, e gli altri 2 rimasero feriti. È importante anche ricordare l'organizzazione dei soccorsi, che ha funzionato perfettamente e in pochissimi minuti sono stati portati a terra la maggior parte di passeggeri e i feriti soprattutto in un primo momento e poi tutti gli altri, e quindi diciamo la tragedia, che poteva veramente diventare con numeri veramente catastrofici, si è limitata purtroppo, diciamo, che comunque alla perdita del comandante, ripeto, Sebastiano Mafodda, del direttore di macchina Marcello Sposito, del marinaio Palmiro Lauro e del motorista Domenico Zona, che noi onoriamo con queste manifestazioni che ogni 15 gennaio per 13 anni abbiamo riproposto e continueremo, speriamo di poter continuare a fare negli anni futuri, proprio per non dimenticare e per mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina.